Buongiorno a tutti, bentornati a Parlando Liberamente, la nostra intervista settimanale con i protagonisti della politica, dell'attualità, del giornalismo. Oggi è con noi il direttore di Panorama e della Verità, Maurizio Belpietro, che dovrebbe già essere collegato. Ci sei, direttore? Eccomi qua, buongiorno a tutti. Buongiorno e bentornato su Radio Libertà. Dunque io tenevo molto a fare oggi questa chiacchierata con te perché secondo me il tuo giornale in questa settimana ha tenuto molto il punto in modo non mainstream su alcuni snodi interni e internazionali. La prima domanda che ti volevo fare però è, come dire, generale e riguarda anche comunque una battaglia storica della verità, no? Quella contro la miopia eurocratica. Brutalmente ti chiederò questo. Crisi bellica in Medio Oriente, tregua fragilissima, traballante, cioè che comunque coinvolge molto l'Europa, no? Perché ricordiamo che lo stretto di Hormuz riguarda molto più l'Europa degli Stati Uniti. Chi è il mediatore? Il Pakistan. La domanda brutale è, cioè l'Europa, o meglio l'Unione Europea, conta meno del Pakistan ad oggi? Ma questo è nei fatti. L'Unione Europea non è che conta meno del Pakistan, non conta niente. Tanto è vero che nessuno la interpella. Cioè non la interpellano gli Stati Uniti, che non informano neanche quando decidono un'operazione militare con una guerra come quella scatenata contro l'Iran, e decidono di bombardare senza neanche informare i principali protagonisti europei. Perché? Perché evidentemente li ritengono influenti, non avvisano neanche, non dico l'Italia, come direbbero quelli dell'opposizione, ma non avvisano la Francia, non avvisano la Germania, non avvisano la Gran Bretagna. Cioè, voi capite che quindi significa essere totalmente fuori dai giochi. Infatti ritengo ridicola tutto il dibattito, ma perché Meloni non prende le distanze da Trump, perché se avesse preso le distanze, che cosa sarebbe accaduto? Nulla, assolutamente nulla, perché non sarebbe servito certo a fermare Trump, non sarebbe servito a fermare Israele, e quindi hanno deciso di fare un'operazione militare e noi siamo tagliati totalmente fuori. Ma quanto poi sia ininfluente l'Europa lo dimostra il fatto che di fronte a una crisi che giustamente, come dicevi tu, coinvolge più l'Europa, che una crisi petrolifera, che gli Stati Uniti, che sono autosufficienti da questo punto di vista, che cosa accade? Che l'Europa non sa cosa fare, non ha una linea. Voi avete capito qual è la posizione dell'Europa di fronte a una crisi energetica come quella che stiamo vivendo, che potrebbe protrarsi per tutto l'anno o forse addirittura di più? Cioè, no, nessuno l'ha capito. L'unica raccomandazione che arriva dal commissario all'energia sarebbe quella di spegnere i termosifoni e di viaggiare meno, consumare meno e stare a casa. Certo, un lockdown, questa è la sostanza, e questa sarebbe una grande strategia. Immaginate le imprese costrette a lavorare meno, a risparmiare, e soprattutto i consumatori costretti a pagare di più, perché se il costo del gasolio continua a salire lo pagano i consumatori non soltanto quando fanno il pieno, ma anche quando vanno al supermercato, perché i trasporti delle derrate alimentari ovviamente rincarano. Se rincarano i trasporti, rincara anche il prodotto al supermercato. Ecco, questa è la realtà. Un'Europa che non sa cosa fare e pretende di contare. Ma siamo seri, per favore, di fronte a una tragedia vera. Sì, in effetti c'è proprio una distonia di toni. Ricordavi giustamente tu che forse l'unico tema su cui l'Europa si rivela performante e sempre molto reattiva è quando c'è da rispolverare il mito del lockdown, perché appunto il primo è stato il commissario all'energia, il danese Dan Jorgensen, e tu qualche giorno fa hai analizzato sulla Verità come questa uscita del commissario, che, come dire, ha alternato dei suggerimenti per cui bastava il buonsenso appenninico di mia nonna, diciamo, appunto invece a risventolare il dogma del lockdown. E tu hai analizzato come questo abbia risvegliato però gli entusiasmi, diciamo, di tutto un fronte di nostalgici di quella stagione di casa nostra. C'è questa tentazione perenne. Come mai c'è questa tentazione perenne nel dibattito? Ecco. Beh, è una tentazione che viene a molti
che sono diventati famosi grazie al lockdown, cioè tutti quei professoroni che non si capisce a che cosa servissero, che davano consigli strampalati, che abbiamo scoperto dopo, no? Prima dicendo che non c'era da preoccuparsi con la pandemia, poi dicendo che invece ci dovevamo nascondere in casa, che ci dovevamo mettere il bavaglio perché questo era la mascherina, tutte misure che non sono servite a nulla ma che sono costate una quantità di denaro pubblico, perché lo scopriamo adesso, no? Con l'inchiesta in cui si viene a sapere anche di strani intermediari, no? Che arrivavano alla struttura commissariale, cioè cercare di accreditarsi e di piazzare milioni e milioni di mascherine, e ovviamente si accreditavano dicendo di essere molto vicini al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. E anche Conte, guardate un po', improvvisamente si è rianimato, adesso si candida a voler guidare addirittura il Paese. Sono i nostalgici del lockdown, quando hanno avuto un momento di notorietà, di successo, e vorrebbero tornare a quella stagione. Qui non serve il lockdown, servono delle misure concrete. Le misure concrete vanno decise stabilendo innanzitutto che il patto di stabilità è una follia, perché significa zavorrare le imprese e gli stati di misure che non sono utili alla crescita, ma sono utili alla decrescita, che abbiamo scoperto, nonostante fosse uno dei leitmotiv del Movimento 5 Stelle, abbiamo scoperto che non era una decrescita felice, ma una decrescita infelice, perché poi la pagano tutti quanti i consumatori. In questo momento servirebbe, le cose da fare sono molto semplici. Primo, decidere che il patto di stabilità lo si manda in pensione, e quindi gli stati, come tutti gli stati che si trovano in difficoltà, stampano moneta, cercano di sostenere l'economia, di fare delle misure espansive e non invece delle misure che servono a ridurre le spese, perché se riduci le spese ti ritrovi alla canna del gas. E a proposito di gas, si tratta di fare una cosa con mettere da parte l'ipocrisia e decidere che si deve affrontare il mondo non stabilendo il bene e il male come una riga netta, ma purtroppo per necessità si fanno accordi anche di un certo tipo, e quindi dobbiamo tornare a trattare anche con l'odiato Putin, non perché Putin mi sia simpatico. Putin è un criminale di guerra, come lo sono per la verità tanti altri, certo, con i quali trattiamo, a dire il vero, e quindi però bisogna cercare di stabilire che il gas ci serve, e se ci serve il gas, come ci serve il carbone, mettiamo da parte tutte le nostre preoccupazioni green, non green, ma anche le nostre decisioni in materia geopolitica, e decidiamo che deve finire la guerra in Ucraina, perché tanto prima o poi dovrà finire, e riapriamo i canali che ci servono per tenere in piedi l'economia e evitare di sanguare le famiglie e i bilanci delle famiglie con delle bollette super salate. sì, diciamo un sforzo di realismo minimo, qui via. Volevo chiederti, questo rinnovato vigore, no, di quello che era il fronte del lockdown, ha anche una ricaduta politica interna che è ora mi viene un po', come dirti, l'orticaria a leggere il titolo della Verità di oggi, ma non per la verità ovviamente, per il contenuto del titolo, cioè la rete di Conte per tornare al governo, perché ovviamente se c'è una figura che ha incarnato quella prassi di governo, forse anche quell'ideologia, no, della chiusura a oltranza, è stato Giuseppe Conte. È un tentativo effettivamente all'opera? Chi si sta muovendo sono pezzi di deep state? Ci vuoi spiegare? È un tentativo di qualcuno che ovviamente vuole tornare a quella stagione, non soltanto di lockdown, ma magari anche di spese folli, perché ce le ricordiamo, vero, le spese folli inaugurate da questo signore, tra questa, quando fece campagna elettorale nel 2022, dicendo che c'erano soldi per tutti, ovviamente dimenticando di spiegare che poi qualcuno avrebbe pagato il conto. La storia è lì da vedere. Il super bonus è stato un buco nelle casse dello Stato. Se oggi ci sono meno soldi a disposizione delle famiglie, a disposizione delle imprese, si deve ringraziare Giuseppe Conte, che ha creato un buco nelle casse dello Stato. E anche la famosa storia che ci è stata raccontata, che Conte riuscì a farci avere i soldi del PNR, sono soldi a
principalmente sono soldi a debito. E quindi abbiamo pagato a debito come se avessimo fatto delle emissioni, e come vedete i titoli di Stato italiani sono molto graditi sui mercati finanziari, come se avessimo fatto delle emissioni. Anzi, se avessimo fatto delle emissioni probabilmente avremmo pagato un tasso di interesse inferiore a quello che abbiamo pagato per prendere i soldi del PNR. Ecco, quindi questo signore vorrebbe tornare a Palazzo Chigi per ripetere queste operazioni, il reddito di cittadinanza, così, tutti i soldi che pagano i contribuenti onesti. E questo ci deve preoccupare, perché è una mangiatoia pubblica, è riaprire la mangiatoia pubblica. Vi ricorderete, se c'è una raccomandazione, state attenti al debito pubblico, il debito pubblico continuerebbe a crescere ancora di più di quanto già non cresca abitualmente, perché purtroppo se non rimborsiamo, questo lo sa chiunque abbia un mutuo, se tu non rimborsi il capitale sei costretto a pagare degli interessi, se neanche hai i soldi per pagare gli interessi sei costretto ovviamente a indebitarti un po' di più. E questa è la storia italiana, con dei presidenti del Consiglio che hanno sperperato quattrini pubblici per delle operazioni dissennate ed elettorali. E Giuseppe Conte ne è l'ultimo rappresentante. Sì, diciamo che il combinato disposto, reddito di cittadinanza, superbonus, in effetti reimmaginarlo, no, all'opera in questa situazione un po' gela il sangue. C'è poi anche un aspetto comunque geopolitico che non mi pare irrilevante, tant'è che il vostro occhiello è ombre cinesi. Cioè ieri, non a caso, quando parlava la Premier in aula, Conte a Bloomberg ha ribadito che bisogna essere amici di Pechino, guardare alla Cina, guardare anche alla Cina. La domanda è: ma si può essere neutrali di fronte a quella comunque che è una sfida per l'egemonia globale tra Stati Uniti, stante tutti i difetti che contestabili a Trump, e la Cina comunista? Ma non si può essere neutrali, perché una è una democrazia, anche se non piace alla sinistra chi è stato eletto dal popolo americano, e non dai giornali e non dalle elite e non dai poteri forti, è stato eletto dal popolo americano. Ci può non piacere Trump e probabilmente non sarà ricordato come il miglior presidente, ma quella è comunque una democrazia. Gli Stati Uniti sono una democrazia, mentre dall'altra parte non c'è una democrazia. Ma poi, scusate, stiamo parlando di uno Stato che sta minacciando di invadere un paese che si chiama Taiwan. Cioè, allora si fanno, no? Dice no, non trattiamo con Putin, bisogna trattare con Xi Jinping. Xi Jinping è un signore anche un po' inquietante, se ce lo vogliamo dire, perché cioè, ha una ramificazione ormai internazionale che ci deve allarmare. Ci deve allarmare perché possiede anche il controllo della tecnologia, cioè ci infila telefonini, ci infilano qualsiasi cosa, e mai abbiamo capito se questi strumenti poi riportano informazioni al mercato o le riportano a uno Stato autoritario come la Repubblica Popolare Cinese. Perché questo è deve essere la nostra vera preoccupazione. Oggi certo che sono molto suadenti perché vengono da noi, ci offrono tecnologia a buon mercato, competitiva con quella magari degli Stati Uniti o di altri paesi democratici, ma non sappiamo qual è il prezzo da pagare. Ci preoccupiamo oggi dei social che dicono sì, questi sono diventati talmente potenti, talmente importanti che prendono i nostri dati e li usano per fare altro, cioè rischiano di condizionarci con l'intelligenza artificiale. E che cosa accadrà quando uno Stato non democratico come la Cina, dove è impedito avere opinioni diverse da quelle del partito, dovesse avere un controllo dell'informazione, ma non solo delle notizie, anche dei comportamenti? Quando, come succede in Cina, le telecamere sono in grado di identificare i volti e i comportamenti delle persone e tutti gli spostamenti. Noi facciamo accordi con questi signori? Dobbiamo aprire il nostro mercato magari per installare telecamere ovunque ed essere controllati nella nostra vita privata da questi signori? Ecco, io mi allarmerei fossi in un cittadino italiano, vedendo qualcuno che mi propone di fare operazioni, anzi di aprire la Cina e di chiudere la porta in faccia agli Stati Uniti, cioè una democrazia, sarei preoccupato.
Indubbiamente. Tra l'altro mi viene da dire in chiusura tutto si tiene perché se c'è un paese che ha attuato una rigorosa, no, e coerente applicazione totalitaria del lockdown è stata ovviamente esattamente la Cina, ecco, quindi mi sembra che tutto si tenga. Esatto. Esatto, la Cina applicò, cioè le persone venivano chiuse in casa come nel lago, non dovevano neanche uscire per andare a prendere da mangiare perché pensava lo Stato a portarti le cose. Quindi sappiamo tutti, c'è gente che si è ritrovata in Cina in quel momento, è stata chiusa in una stanza d'albergo e è stata abbandonata lì per settimane, senza avere la possibilità di comunicare, senza avere la possibilità di uscire. Beh, se vogliamo questo modello, e evidentemente Giuseppe Conte e il Movimento 5 Stelle perseguono questo modello, io non sono d'accordo e penso che la maggior parte delle persone che stanno in questo paese non siano d'accordo. Credo anch'io e aggiungo in postilla che con tutte le imperfezioni che può avere il centrodestra e l'attività di governo, No, non c'è insomma, dubbio. l'alternativa è il partito cinese, ecco, in questo momento l'alternativa è il partito cinese. Sì, sì, con tutte le critiche che possiamo fare al modello italiano, democratico, così via, non vorrei vedere l'apertura a un mercato e a uno Stato totalitario come la Cina, a cui noi ci dovremmo affidare mani e piedi secondo alcuni, perché penso che sia molto rischioso, non si può tornare indietro. Assolutamente. Io sottoscrivo e ti ringrazio molto di essere stato con Grazie a voi, a presto, arrivederci, buon lavoro grazie. direttore. È un lavoro.